Una storia di povertà, il dramma nel dramma. Ieri sera, poco dopo la mezzanotte, un giovane, probabilmente senza fissa dimora, ha perso brutalmente la vita cercando di recuperare dei vestiti da una campana per la raccolta di indumenti in via Spalti a Mestre, all'altezza del civico 51. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava rovistando nel cassonetto degli abiti, ma si sarebbe sporto troppo, perdendo l'equilibrio. Probabilmente ha provato ad aiutarsi con le mani, ma è rimasto incastrato con la testa all'interno della campana, attivando il meccanismo che separa il vano dove si infilano i sacchetti dal deposito sottostante, una trappola mortale. Per lui non c'è stato scampo. Incastrato nel congegno, non è riuscito più a liberarsi. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti allarmati dalle urla che provenivano dalla strada. Una volta giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Per aprire il cassonetto e recuperare il corpo, i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare le cesoie. La polizia sta procedendo all'identificazione della vittima. Il giovane non aveva con sé alcun documento.